Rieccoci, ultima parte, Primus Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, e come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, ovviamente a ogni rientro della pubblicità ci facciamo un'autopubblicità come giusto sia, ospite il sindaco di Padova Sergio Giordani che ogni 3 settimane viene a trovarci. Questa è stata finora davvero una puntata molto importante perché abbiamo capito e chiarito molte cose che accadranno in questi giorni in città e nell'amministrazione, soprattutto per quanto riguarda il fatto che il vice sindaco a giorni si dovrebbe candidare come per vincere o per lottare per vincere come Presidente della Regione Veneto e quindi abbiamo chiarito anche questo punto che era molto importante. Adesso arriviamo al tram. Ieri sera il vice sindaco si è incontrato con gli abitanti di Volta Barozzo e sembra di aver capito dall'incontro che hanno avuto che c'è la possibilità e la disponibilità per cambiare un attimino il percorso e quindi mi sembra che ragionando tutti assieme, come sempre ragionando assieme si trova una soluzione. No, delle volte uno dice no, non lo voglio, e invece trovare una ma c'è sempre chi non lo vuole, però ovviamente, ma vi invito a guardare il tram adesso, la linea è sempre strapieno, non c'è niente da fare. Ma è in attivo il tram o è in perdita, sindaco? Mi scusi. Non è attivo. Purtroppo è strapieno e più perde. Ha un costo di esercizio alto, dipende da come uno fa il calcolo, però una soluzione, la mobilità pubblica perde sempre soldi, magari facesse no, siccome è vero che lo vedo sempre anch'io pieno, ma la mobilità pubblica viene finanziata dalla Regione e riceve soldi dallo Stato, se no è impossibile da praticare, però perdiamo soldi, ma questo fa parte dei servizi alla città, dei cittadini. E questa io sono convinto che questa sarà un'ottima realizzazione. Dopo c'è da farsi due, sarà un'altra cosa e non so se faremo io voglio chiarire ancora, noi non siamo innamorati di un mezzo, questo è il mezzo che va bene per quell'area, non è scritto in nessun posto che sarà un altro tram che va verso Chiesa Urbano, può essere sia un filobus, può essere, la tecnologia avanza in maniera così elevata che stanno cambiando le regole del gioco, l'elettrico sta avanzando moltissimo, per cui non si sa cosa ci sarà. Noi stiamo approcciando un bando pubblico di finanziamento, perché prima di tutto deve essere finanziato, e vedremo cosa sarà, ma senza tanti problemi. Nessun innamoramento, solo avere un mezzo pulito, sotto l'aspetto ecologico, efficiente, puntuale, sicuro. Va bene, quindi abbiamo capito che l'accordo è vicino anche con gli abitanti di Volta Barozzo per quanto riguarda il tragitto. Non può piacere a tutti, cioè, a chi passa davanti a casa, chiaramente non può essere contento, lo capisco, ma l'amministrazione comunale deve il bene comune. Certo, poi non so bene, se uno passa può essere che utilità, è comodo per prenderlo, certo, può essere mai qualcuno dice no, non mi piace. Certo. Allora andiamo a vedere in questo servizio Padova che cambia, più verde e meno cemento di Elisabetta Corazza. Meno cemento e più verde. È questa la linea guida per l'immediato futuro di Padova, che vede la sua attuazione nella trasformazione del parcheggio Boschetti in Parco Tito Livio e nella triplicazione dell'estensione del Parco Iris. Dopo la chiusura a auto e bus e la recinzione di 10.000 metri quadri dell'area compresa tra le vie Trieste e Gozzi, per il ritrovamento nell'area golenale di lastre di cemento amianto sono momentaneamente bloccati i lavori che porteranno alla realizzazione di una grande area verde attraversata da camminamenti, con una passeggiata sulla riva del Piovego, un pontile per gli attracchi di barche turistiche e una passerella pedonale per raggiungere la Cappella degli Scrovegni, secondo il progetto dell'architetto Lorenzo Attolico. Anche le 2 vecchie palazzine Liberty abbandonate da anni e vincolate dalla soprintendenza saranno riqualificate grazie alla permuta sottoscritta tra comune e privati, con un'area verde di quasi 150 metri quadri a ridosso del Parco Iris, su cui era prevista nuova cubatura e che invece aumenterà l'estensione dell'attuale parco, facendolo diventare il polmone verde più grande della città. Ci vorrà del tempo per progettare questa nuova area in tutta la sua estensione. Secondo una prima
ipotesi potrebbe un domani ospitare attrazioni permanenti, tra cui una ruota panoramica, con spazi per eventi musicali e altri dedicati alle attività sportive, una sorta di cittadella del divertimento, sul modello del Prater viennese. Suggestione questa proponibile anche per altre aree verdi o da riqualificare, la Prandina, il Parco Basso Isonzo o magari il PP1, per citarne alcune. Ovviamente il sindaco già non è proprio era così. perplesso quando ha visto molto perplesso, molto però, perplesso. però visto che tra poco arrivano il parco divertimento Le Giostre, chiamiamole chiare, a Padova, ci sarà un incontro ovviamente sul luogo dove queste giostre andranno, perché fino a poco tempo fa andavano in prato, poi sono state spostate, poi i proprietari delle giostre sono arrabbiati, sono ritornati in parte in prato, in parte in un'altra parte, quindi è venuto fuori, molto complicata. È complicato, è molto complicato. È venuto fuori il discorso del parco divertimenti in questo senso. Sì, forse qua avete ampliato forse il concetto. Antonio Bressa voleva dire bisogna trovare un luogo fisso come parco divertimenti, che può essere un parco, non Iris, nessuno ha detto Iris, non fuori il caos, nessuno ha detto Iris, un parco. Può essere zona vicino allo stadio Uranio, può essere, possono essere tanti posti. Attualmente quello utilizzato finora è il Prato della Valle. A molti non piace, abbiamo un problema anche di mantenere il Prato della Valle sotto l'aspetto sovrintendenza, abbiamo molte cose e non è facile definirlo dove. Per cui il Parco Iris non se ne parla, anzi rivendichiamo come amministrazione aver triplicato un parco. Ci sarebbe dove, sindaco? Ma cosa? Io così, se me lo chiede così di punto in bianco, saprei dirle dove così. Ah, sì? Sì, vicino al Geox. Come fa? Ma non sono contento, è stato fatto una volta. Perché c'è il parcheggio, perché è comodo. È già stato fatto una volta. Perché poi fanno anche il landing fest e quindi c'è la possibilità di È stato fatto una volta, non sono contento. E chiaramente chi fa giostre, piace essere là, piace essere in centro, se no esternamente si possono trovare. Io ricordo, ero un ragazzino, era molto bello, obiettivamente. È cambiato anche il tipo di persone che ci vanno. È cambiato moltissimo, io passo spesso quando sono Ma avete un'idea più o meno dove poterle fare? Antonio Bressa alle prossime giunte porterà delle proposte e penso che alla fine ricadremo sul Prato della Valle, perché non è facile risolvere il problema, ma sarebbe bello trovare. Sì, per il Prato della Valle a me piace l'idea, mi piace molto l'idea, però non sto dicendo che la facciamo, che è realizzabile, che vicino all'Arena Musica a fare un parco fisso di queste giostre, sarebbe bello, però non è facile, sto facendo delle fantasie, anche Antonio Bressa piacerebbe questo. Se trova magari proprietari di giostre che hanno voglia di investire, credo che sia, anche se fatto bene, un parco ludico sarebbe bello, come sto intavolando sempre più discorsi, sempre più vicini al discorso della però musicale. Anche farlo in Prato, c'è gente che si lamenta del Prato, poi è cambiato che il tipo di clientela, uso questo termine, che va alle giostre, perché non ci sono più giostre grandi, sono tutte piccoline, e quindi io ho sentito molti. Spazio limitato. Spazio limitato, è vero. Ogni anno chi critica dice non si possono fare queste cose in Prato della Valle, c'è chi dice no, i giostrai obiettivamente vogliono stare là, se no perdono soldi. Una volta sono stati vicino al Zeus e mi ricordo leggendo i giornali, non credo siano stati contenti, però insomma cerchiamo di assolvere al meglio questa cosa. È anche bello, a me ricordo, era un ricordo piacevole, ero un ragazzino, penso ognuno di noi andava sì, certo, giostre, poi e anche avevo qualche anno in meno, devo dire. Sì, era un po' diverso negli anni, un po' diverso. E quindi il parco per mettere le giostre deve essere ancora deciso, dunque l'assessore Bressa. Non è stato deciso niente, porterà prossime giunte, Antonio Bressa come assessore porterà delle proposte, saranno decise. Però il settore che ricadranno ancora in Prato della Valle è questo? Penso che sia un po' difficile trovare alternative, spero che Antonio Bressa che è un ottimo assessore. Beh, sono tutti bravi, lei. Ma lui è giovane, io pensavo fosse bravo, perché l'ho conosciuto anche in campagna elettorale, però devo dire che si è rivelato
meglio di quello che pensavo. Non ho mai sentito parlare male dei suoi collaboratori, nemmeno quando era a Calcio come gli altri Padova. sono bravi. Quando era a Calcio Padova ha avuto qualche allenatore scarso, parlava bene che di quello, glielo posso dire. Per me funziona che la squadra va difesa sempre, che sia una squadra di calcio, che sia amministrazione comunale, 1720. Quando criticavano i vigili, io non ero contento, anche se avevo ragione nella mia testa, non ero contento, dicevo, lei ha ragione, a me dava fastidio, perché i 1720 persone, 1720 collaboratori rappresentano la città, e io li difendo dal primo all'ultimo sempre. Certo. Di fatto sono molto contento, non è vero che l'amministrazione pubblica non lavora, sono mangiapane a tradimento, non è vero. Io ho dirigenti splendidi, gente veramente che si dà da fare, che lavora fino a sera tardi, vengono anche sabato, non è vero. Avevo un'opinione sbagliata, sto imparando un sacco di cose facendo il sindaco. Credo che sia una bella cosa, insomma, un po', ed è per quello può continuare anche a farlo, perché quando deciderà se continuerà o no prima di Natale. Di quest'anno, certo. Quindi manca poco, quindi comincia già a avere qualche idea. Io non ho idee. Aspetti, prima di Natale, come 11 mesi? Siamo a febbraio, 10 mancano mesi, 9 mesi, insomma. 10 mesi. Pensavo avesse qualche idea. 10 mesi cosa cambia? Le ricordo che un mese è cambiato il governo da noi, un mese. No, sì, d'accordo, difatti le ho chiesto se aveva qualche idea, così se idee, sono piatto, sono piatto. No, vabbè, invece il Parco Iris, diceva Elisabetta. Il Parco Iris è bellissimo, il Parco Iris è veramente, devo dire, è stato Arturo che l'ha voluto, vice sindaco Lorenzoni, che l'ha voluto fortemente. L'ha voluto fortemente Colasio, perché è stato molto da fare, perché avevamo un problema di sovrintendenza con il commissario Boschetti. Devo dire, la Chiara Gallani è stata da fare, Giovanni Zampieri, il direttore generale e segretario, che ha fatto la trattativa, è stata una trattativa difficilissima, ognuno ovviamente badava ai suoi interessi, Giovanni Zampieri badava l'interesse del comune, e gli avvocati e la proprietà badavano ai loro interessi, è stata una trattativa difficile che è durato moltissimo tempo. E devo ringraziare tutti che si sono dati da fare, abbiamo ottenuto una bella cosa. Non c'entra niente la ruota panoramica sul Parco Iris. L'Elisabetta veramente che nei servizi, perché lei diceva una volta, avevo fatto una battuta che era più uno, le dicevo prima, sarebbe bello vedere una ruota, però ovviamente un luogo privato, però una ruota a Padova non ci starebbe male, anche in Prato della Valle era carino, insomma. No, però se va nelle altre città, a Londra, se va a Parigi, in tutte le altre grandi città, la ruota a Parigi è proprio nella piazza grandissima e quindi prende abbiamo delle logiche diverse, no? Sì, certo, sicuramente sono logiche che non hanno a che vedere ovviamente con una grande città come Parigi. Senta, non era nella scaletta, però io chiedo, mi è venuto ora live, la fiera come va? Non ho più sentito parlare della fiera, va tutto bene? Sono perché poi magari fra un po' ne usciamo. Noi abbiamo fatto la prima parte della puntata, cioè l'abbiamo riacquisita pubblicamente, e qua va ringraziata Camera di Commercio e Provincia, ma in maniera particolare Camera di Commercio, perché ha dato molto sia in termini di impegno di lavoro e di impegno economico. Adesso si tratta di farla funzionare, che non è facile, è molto complicato, molto difficile, però siamo convinti. Una fiera sta nascendo e nascerà una fiera diversa, con un centro congressi molto importante, che sarà pronto a maggio-giugno di quest'anno sotto l'aspetto edile, e operativo settembre-ottobre, abbiamo messo in funzione. È veramente, ogni volta che passo, Dio mio, dico che grande che è veramente un'opera importante. Ovviamente la fiera tradizionale, l'università, 4.000 aule studio per 4.000 persone, un lab dell'innovazione, competence center, è una fiera vista in un'altra maniera. Con questo non sto dicendo che è facile, è difficile. Tutte le fiere perdono soldi, dal punto di vista economico perdono soldi, però hanno un grande beneficio al territorio. Mi ricordo solo la nostra fiera leader, che è Automoto d'epoca, riempie gli alberghi di Padova, gli alberghi di Abano. Dura 3-4 giorni, insomma. 3 giorni, ma faccio solo per dire, se uno trova manifestazioni importanti, se uno fa cose importanti,
oggi, senza fare annunci, è venuto farà una fiera 2022 internazionale con 2000 persone, 2000 ogni giorno per 4 giorni. Avendo il centro congressi, 2000 persone non sono. 2000 persone al giorno sono 8000 in 4 giorni. 2000, FIS è un congresso internazionale, vuol dire persone particolari, non vado nei dettagli, vuol dire avere un appeal diverso come città, che oggi riusciamo a avere. Mettendo insieme tutto questo, io spero, mi auguro, ripeto, abbiamo detto che break-even si raggiunge in 3 anni, non il primo anno, magari tutte le fiere perdono soldi, sarebbe già un miracolo andare a pari dopo 3 anni, però ha un effetto su tutte quante le attività, vuol dire ristoranti, vuol dire immagini, vuol dire alberghi, vuol dire tutto incredibile e positivo, per cui anche se la città perde i soldi sulla fiera, basta calcolare il beneficio economico che sono nelle categorie, è molto importante. Certo, perfetto. Allora, prima avevo chiamato l'ultima pubblicità, invece avevo sbagliato, e adesso l'ultima pubblicità, poi rientro, parleremo di Via Neri, che è stata abbattuta la seconda palazzina, parleremo anche di pediatria, parleremo di plateati. Ci rimanete con noi tra poco.